Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi siamo in Carnia, stiamo salendo sul monte Tersadia. Oggi sarà la nostra prima escursione primaverile, infatti è il 23 marzo e le temperature sono anche piuttosto alte. La giornata è fantastica, il cielo è molto limpido come potete vedere alle mie spalle. Nonostante le temperature però ho visto che in cima c'è ancora un po' di neve, quindi dai, sarebbe bello vedere l'ultima neve della stagione oggi e quindi sono super gasato, non vedo l'ora di arrivare in cima. I set myself aside, lead the way on this trial. If you don't know the way, we can stop and make a change. I know we walk for days, losing hope, fading love. This night will be okay, waking up to another day. Set myself aside, lead the way on this trial. If you don't know the way, we can stop and make a change. I know we walk for days, losing hope, fading love. This night will be okay, waking up to another day. Comunque ho deciso che oggi sarei salito sul Tersadia perché è da un paio di settimane che su Instagram vedo delle foto molto belle di questo posto, quindi ho detto dai, andiamo a fare un giro lassù. Per reperire un po' di informazioni sul percorso, tra le varie cose, ho guardato un video su un canale YouTube che si chiama Trekking Friuli Venezia Giulia e il loro canale mi era già tornato utile quando stavo preparando il video della Varresia. Ci tengo a citarli perché innanzitutto è sempre bene citare le fonti e poi comunque non è la prima volta che trovo molto utile uno dei loro video per raccogliere un po' di informazioni sul percorso, quindi magari date un'occhiata al loro canale perché è molto informativo. Prima a un bivio ho preso un sentiero di quelli segnati in nero, che non sono sentieri ufficiali segnati, ma sono più vie dei cacciatori, diciamo. E purtroppo mi ha portato fuori strada, ho perso un sacco di tempo e adesso sono sul sentiero 410, mentre dovrei trovarmi sul 409, quindi sto tornando indietro e per fortuna le giornate si sono allungate un pochino ormai, quindi non sarà un grossissimo problema, però l'importante è che abbia ritrovato la strada per il sentiero giusto. Tra poco conto di essere lì. Comunque ragazzi, è proprio primavera finalmente, si sente proprio nell'aria. Oggi c'è una temperatura bellissima, è pieno di colori, pieno di profumi, è pieno di vita ovunque, quindi la primavera è ufficialmente arrivata. Comunque credo che a degli spettacoli come questo non si possa davvero rimanere indifferenti. È
Meraviglioso, veramente. Per recuperare un pochino il tempo perso possiamo prendere questo sentiero qua, segnato, quindi questa volta non rischieremo di perderci, e taglierò su diritto di qua, è abbastanza pendente, però almeno recupereremo un po' il tempo perso, altrimenti bisognerebbe seguire per tutti i tornanti, ma credo che si raddoppi addirittura il tempo, quindi su dritti di qua. Sono al bivio per il Tersadia finalmente, 1 ora e un quarto, un pochino di più calcolando che devo fare le riprese, e saremo su. Qua dietro di me c'è Casera Valmedan Alta e è un posto veramente fantastico, la visuale è incredibile, guardatela dietro, e sono sicuro che qua d'estate ci vengano con gli animali al pascolo, deve essere un posto davvero mozzafiato d'estate. Anche così è bellissimo, però stare qui d'estate e con la luce fino a tardi e il caldo deve essere davvero bellissimo. Ora, una volta lasciata la casera alle nostre spalle, dovremo continuare per questo sentiero qua, che ci porterà in cima e dopo fino alla vetta del Tersadia.
Comunque ho deciso di usare la descrizione qui su YouTube dei video, oltre che per lasciare link e le solite cose che possono esservi utili, per inserire un po' di informazioni sui percorsi che vado a fare, perché effettivamente i miei video non sono molto informativi, cioè se volete sapere qualcosa sul percorso che ho fatto non sempre lo spiego, perché comunque il mio scopo non è quello di creare informazione ma intrattenimento, cioè a me interessa fare delle belle riprese e dare qualcosa da vedere alle persone, non necessariamente far video informativi. Quindi appunto per conciliare le due cose ho pensato di usare la descrizione in modo da potervi lasciare qualche informazione tecnica in più, impostandola in questo modo. Allora, una breve descrizione più tecnica che descrittiva e narrativa del percorso e dopo magari un elenco appunti in cui spiego il dislivello, l'altitudine e i tempi di percorrenza, queste cose qua, in modo che oltre alla parte di puro intrattenimento visivo, che ripeto è il mio scopo principale qui sul canale, possano comunque essere dei video utili se qualcuno di voi volesse avventurarsi sia per fare foto o video che per farsi una passeggiata, un'escursione con gli amici. Quindi ditemi magari cosa ne pensate nei commenti, secondo me può essere un'ottima idea. Quest'ultimo pezzo è davvero molto bello, c'è un panorama che spazia quasi in ogni direzione, quindi penso sia la parte più bella di tutto il percorso. Ragazzi, siamo in cresta, siamo arrivati sulla parete nord, infatti come potete vedere è tutto innevato qua. La cima è là sopra, questa qua, quindi direi che siamo quasi arrivati, non vedo l'ora di arrivare su, di godere del panorama. E si sta benissimo, anche se qua c'è ancora neve, fa caldo anche qua su, quindi giornata stupefacente. Ragazzi, lì c'è la cima, siamo quasi arrivati. Adesso faccio volare un pochino il drone e poi come sempre qualche ripresa alle cime più belle qua intorno e dopo inizio a scendere. Purtroppo non posso fermarmi tanto perché oggi è stata un pochino lunga, tra il fatto che questa mattina volevo comprare i ramponcini prima di venire su non sapendo se avrei trovato ghiaccio e poi ho anche sbagliato strada, quindi ho perso un po' di tempo e allora non ho moltissimo tempo di stare qua su. Mi dispiace perché comunque il panorama è bellissimo, la luce è perfetta e anche la temperatura è ottima, però sono già le 5, mi ci vorranno almeno 2 orette e mezza per scendere, quindi insomma non possiamo dilungarci troppo.
Ragazzi, con questa luce meravigliosa io vi lascio, è arrivato il momento di scendere per me, purtroppo. E vi ricordo che in descrizione trovate tutti i dati tecnici di questa escursione, quindi dateci un'occhiata. Io come sempre spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio infinitamente per essere stati con me anche in questa avventura. Noi ci vediamo al prossimo video, sto cercando di vedere se riesco a caricare una volta a settimana, spero di riuscirci presto. Comunque in ogni caso i video escono sempre la domenica alle 10, quindi segnatevi questa data. E niente ragazzi, alla prossima avventura, ciao!